Sì. È il momento, se come i cacchi molli, se Mauro. Ora che casca. Lei è interessato alla partita? Non tanto, mi sembra. Vedo la sua camera. Mi interessa quei tesora, già finita. Stanno disturbando. A passare aspirapolvere quest'ora qua, il posto ai comò, ai comodini. Che c'è gente che va a riposare. Ecco. Volevo solo un flash da casa Nerio. Lei è tifoso del Verona, si interessa? Ma diciamo che sì, insomma, sono simpatizzante, essendo da Montebello, che c'è tanti qua. Voglio dire che anche a me vedo, è il Verona di questo momento e mi ricorda il Beppi Pettola quando torna dalla Moiera dopo aver imbottigliato la grappa. Tiene bella balla ma conclude poco. Che passa l'aspirapolvere. Cos'è sto rumore? Cos'è sto rumore? Perché c'è gente che dorme. Ecco. Basta. Cosa succede, Giulia? Ma secondo me l'aspirapolvere. Ora. Nerio, vacca. cosa succede? Cosa succede? Quelli fa i mestieri quando che non c'è ora, scusa che mi sono... I quadri, si mette a sera. Guarda, anche i quadri. Allora, mi veso tutta la polvere del forato. Diremo così, bella bionda, sarà che a finestra, se bella bionda, se bella frissante, a te cava, se insomma, se buona, ecco, sarà che a finestra, va torta una birra. Sì. E dove si trova? Nei migliori locali? Abbiamo detto di Verona e provincia. Esatto. E soprattutto? Per esempio anche a Montemolin, che c'è lì dalle vostre parti, insomma, campagna via di Orsa Maggiore 1, dove ti puoi cattare oltre che a birra paolana, dei buonissimi piatti, ti puoi mangiare di tutto, anche minestroni coi codeghe. Salutiamo i ragazzi di Montemolin, Simone, Silvia, tutti gli amici. C'è un vento terribile che tira dalle parti di Montebello. C'è un vento terribile che arriva dalle parti di Montebello e questo è insomma il vento prodotto in studio. Ha già gli effetti speciali di che aria tira. e qua penso che si dovrà fare un trasloco qua, non so. Lei è costantemente disturbato. Sarà che a po'... E già dovrà fare il mulito. Il mulito di lavora col mulito, c'è un vago io. Che a vacca! Sarà! Attenzione! A motosega e tira giù gli alberi qua. Basta! C'è gente che va a dormire.